Ci troviamo nell'Ecomuseo della Montagna Sarda e siamo qui per presentare due personaggi nuragici ricostruiti dalla nostra associazione Impronte di Storia, Historical Traces. Siamo qui di fronte alla ricostruzione dell'arciere di Esterzili e del guerriero del Museo Pigorini. Sono due bronzi molto diversi tra loro, ma sono accomunati dal fatto di essere stati costruiti e realizzati dalla stessa cultura. Siamo verso la fine dell'età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro nella Sardegna nuragica e questo è il prodotto della più grande espressione artistica che abbiamo per il tempo, che è quella della bronzistica figurata. Al lato l'arciere di Esterzili. Questo bronzo venne rinvenuto nel megaron o tempio doppiamente in antis di Domu de Urgia. Il personaggio è così realizzato. Presenta il cosiddetto elmo a bustina con delle corna veramente particolari che si uniscono quasi all'apice, quasi venendo a toccarsi. Interessante, il corno anteriore passa di fronte alla cresta della bustina, mentre quello posteriore è posto in mezzo a queste due gobbette. Per il resto presenta un curioso visierino che è presente anche negli elmetti degli arcieri, ad esempio da Serri, da Santa Vittoria dei Serri. Per il resto questo bronzetto è interessante perché presenta una grande somiglianza ad esempio con gli arcieri da Sardara, arcieri con armatura borchiata. E infatti, in aggiunta rispetto all'armamentario che presentano i due arcieri di Sardara, quasi due arcieri gemelli, oltre al gonnellino borchiato già visto negli altri due, molto somigliante come realizzazione alla protezione che hanno questi altri due arcieri. Ed è sempre realizzata nello stesso stile con queste strisce e questi oggetti che sono stati presunti come delle borchie in bronzo. Per il resto l'equipaggiamento è molto somigliante. Presenta probabilmente delle bretelle che noi abbiamo presunto servissero per reggere appunto il gonnellino. Queste bretelle sono poi nascoste dalla corazza pettorale che guarda caso protegge l'arciere soltanto nel lato esposto dall'arco. Per quanto riguarda la protezione per la spalla più esposta, vi è questa sorta di protezione per la spalla che va a cingere proprio il deltoide del guerriero o dell'arciere e passa dietro, dove poi si unisce al sistema, all'apparato che probabilmente serviva a reggere la cosa più evidente, che è il suo parafaccia. Il parafaccia, anche questo borchiato, realizzato come la corazza e come il gonnellino. Dietro, curiosamente, l'arciere presenta una faretra. A differenza di tutte le altre faretre portate dagli arcieri nuragici, che solitamente le portano in maniera verticale sulla schiena, in questo caso la fareta è obliqua. Come unica altra differenza rispetto al bronzetto originale e rispetto agli arcieri di Sardara, questo arciere presenta anche una protezione per la mano, ma soprattutto per la parte più esterna della mano che regge l'arco, che probabilmente serviva proprio a difendere l'arciere dall'attacco delle frecce nemiche.